Io vorrei chiamare, visto che i giudici hanno quasi terminato, il secondo concorrente in gara, Damiano Ciarratano. Prego, se vuoi salire sul palco. Grazie. Damiano, mentre attendiamo i giudici, te il microfono, dici da dove vieni, cosa fai nella vita, quali sono i tuoi sogni nel cassetto, quanti cassetti hai. Allora, ciao a tutti, sono Damiano, vengo da Siracusa, ho un bar qui in famiglia. Allora, non avevi niente di meglio da fare oggi è sabato, perdonami, perché sei qua. Per mettermi in gioco insieme agli altri concorrenti. Guarda, mettersi in competizione è una delle cose importanti nella vita, ma richiede tempo, richiede sacrificio e ecco perché. Quanti anni hai innanzitutto? 26. 26 anni, quindi capire che un ragazzo a 26 anni è stragiovane, voi qua siete giovanissimi, ci sono tanti altri impegni nella vita, ci sono altri hobby, te hai trovato quello della passione per il tuo lavoro e quindi è lodevole questa cosa. È la prima volta che gareggi, perdonami, ero distratto. Sì. Fantastico, fantastico. Sei socio della Sky da quanto tempo? Da un paio di mesi. Come l'hai conosciuta questa associazione? Tramite Gaetano, Giuseppe, Cerini, che ho fatto un po' di corsi con loro e quindi ho fatto i primi corsi. Sei emozionato? Abbastanza. È fantastico. Pensate una cosa, quasi tutti i giudici che sono qui presenti oggi vengono dal mondo dei campionati. Tutti sono saliti su questo palco per fare una gara. Chi nella latte arte, chi nel campionato italiano baristi caffetteria, chi nel Coffee and Spirits. Quindi davvero tutti hanno calcato questo palco, o meglio il palco delle competizioni, con emozione. Perché l'emozione, come dicevamo anche prima a Christian, è una cosa fondamentale nella vita. Cioè non essere emozionabili secondo me non significa non essere vivi, giusto? 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 Giusto. Quindi vediamo che la prima bevanda realizzata da Damiano in questo caso è un free pour con un reverse, quindi l'unione di due figure, di due disegni in tazza, lavorando non solo con la lattiera ma anche ruotando la tazza della bevanda. Vi ricordo che uno dei giudizi da parte dei nostri giudici è quello del controllo del contrasto netto tra le figure, la coerenza fra quando dichiarato sulla foto che è qui sul banco e la bevanda realizzata dal barista. Se vedete muoversi la tazza non è colpa del barista ma del cameraman. Fermo e gelido come un iceberg. Damiano in questo momento sta preparando la seconda sequenza di bevande, quella cioè realizzata con la tecnica del designer latte, quindi ok versaggio con la lattiera, ma poi utilizzare un pennino per definire il disegno creato. Poi se andiamo ad osservare bene è l'evoluzione della bevanda presentata poco prima.
guardiamo sempre come amalgama prima il latte con l'espresso all'interno della tazza per renderlo più morbido, più corposo, per poter disegnare e adagiare in maniera più semplice il latte sopra la bevanda. Anche qui in questo caso la tecnica di girare la tazza durante la preparazione della bevanda per creare un reverse che poi verrà modificato con l'utilizzo di un pennino. Ricordiamo sempre che ci sono 8 minuti a disposizione dei competitor per realizzare le 4 bevande. SIGEP ospiterà anche quest'anno la finale del campionato nazionale di latte art, poi intervisteremo una responsabile del SIGEP Rimini e gli chiederemo cosa stanno preparando di importante per noi quest'anno. So che ci sono delle novità, ci saranno delle realizzazioni di cose particolari, si parla anche di un treno, ma me ne racconteremo più tardi queste cose. Un applauso a Damiano, secondo concorrente in gara di oggi. Come stai, Damiano? Vieni qui davanti. Sei caldo, eh? Dai, davvero, dicelo, girati verso il pubblico perché comunque ci stanno guardando. Come ti senti? Dentro di te, ma se vai a scavare un attimino una cosa... Soddisfatto. Pensavo peggio. Peggio, una delle cose che cerchiamo di trasmettere ai competitor, che ce le dicevano in passato, che se te pensi di aver fatto un errore, non dichiararlo mai, probabilmente il giudice non se n'è accorto. Io mi auguro che tu possa essere tra i 2 che rappresenteranno questa splendida isola a Rimini, tutto è possibile. Vorrei lasciarti ai saluti dei tuoi giudici.